Siamo giunti alla quarta corsa dal Savio, confronto riservato a 3 anni sulla distanza del miglio. De Gheio Joe, Dolly Rich, da Granit Dipa, Dreamy Gal, dai Kiribati, Dollaro Light in prima fila, Diana Pell, Diamond del Ronco, Diogene, Diamante Best e Danger in seconda, non corre Donna di Cuori, Vienne. Pronostico che vede Dolly Rich, Dreamy Gal e De Gheio Joe fra i più attesi. Velocissimo intanto è Dreamy Gal che va a condurre. Ha invece sbagliato De Gheio Joe, ha sbagliato anche Diana Pell. Numero 7 Diana Pell squalificato. Così sulla Numero piegata 1 Dreamy Gal continua a buona andatura. squalificato. Dreamy Gal che Natale Cintura guida in luogo di Alessandro Gocciadoro. Numero 8 Diamond del Ronco squalificato. Dai Kiribati, poi dovrebbe essere da Granit Dipa. Gli altri leggermente più discosti, con in quinta posizione Dolly Rich. Intanto il quarto iniziale se ne va nell'ordine del 38 per Dreamy Gal. Dreamy Gal in vantaggio sulla seconda piegata. Nessuno in questo momento osa uscire all'esterno e così i 600 se ne vanno con la battistrada in vantaggio. Muove dalla quinta posizione ora Dolly Rich, in seconda è sempre dai Kiribati che precede da Granit Dipa, poi Dolly Rich e via via tutti gli altri a seguire. Intanto 1-1-9 il passaggio agli 800, natura che si mantiene abbastanza veloce. Chilometro in 1:17,2, ora da Granit Dipa, va all'attacco dei Kiribati, tenta di replicare all'interno, poi c'è anche Dolly Rich ma è sempre in vantaggio netto. Dreamy Gal che affronta al comando la curva conclusiva, si avvicina però da Granit Dipa. Da Granit Dipa va l'errore improvviso di Dreamy Gal. Numero 4 Dreamy Gal al comando è ora da Granit Dipa che viene però attaccato in breve da Dolly Rich che va al suo esterno. All'interno si lancia anche dai Kiribati, finale con dai Kiribati in vantaggio, ma Dolly Rich attacca, dai Kiribati si difende sul palo, dai Kiribati in vantaggio su Dolly Rich da Granit Dipa. 1:16,6 ragguaglio conclusivo, 31,3 a chiudere e quindi dai Kiribati Alessandro Fonte transitano per primi sul traguardo. Vediamo le battute conclusive ancora con il numero 5, suona però la sirena, quindi tutto in sospeso, potrebbero esserci quindi sorprese in questo finale di corsa. Attenzione, la giuria prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva di visionare il filmato della corsa.